Bentrovati ad Equinews. Apriamo questa edizione della nostra rubrica con la disciplina dell'endurance, perché il mese di settembre sarà ricco di importanti appuntamenti nazionali ed internazionali, in particolare il trofeo Brussa, che più di tutti coniuga sport e natura in un contesto davvero eccezionale. La località della Brussa, uno dei paesaggi più suggestivi di tutto il litorale dell'Alto Adriatico, sarà teatro e protagonista di un weekend settembrino dedicato alla disciplina dell'endurance. Il trofeo Brussa Città di Caorle, organizzato dal CTE Montello con il supporto di Veneto Agricoltura e dell'amministrazione comunale, avrà luogo all'interno degli spazi del birrificio B2O, luogo ideale per l'equitazione, un'area naturalistica che rappresenta una zona speciale di conservazione e protezione inserita nella rete Natura 2000 della Comunità Europea. La gara sarà il 18 e il 19 di settembre, appunto ci sarà il secondo trofeo Città di Caorle in Brussa, dove avremo, oltre che una gara regionale che sarà valida sia per il campionato Veneto che Triveneto, avremo anche la tappa del nord Italia dedicata al circuito allevatoriale, patrocinata dal MIPAF, Anica e Daiace, quindi ci sarà un appuntamento direi molto importante per quanto riguarda il Veneto. C'è un percorso spettacolare che, oltre ad essere adatto ai giovani cavalli, regala dei panorami mozzafiato. Valle Vecchia è un paradiso, è un'oasi che merita di essere vista e vissuta in sella, e aspettiamo tanti concorrenti e tanti accompagnatori che vengono a godere di questa location. La disciplina dell'endurance sta vivendo un momento magico, grazie anche alle tante competizioni di rilievo organizzate in Veneto. Supportati in prima fila dalla nostra Presidente, che ci aiuta e c'è al nostro fianco continuamente. Un ringraziamento particolare al nostro Dipartimento Endurance che ha lavorato quest'anno molto bene, e quindi un ringraziamento particolare anche a loro. E direi, dulcis in fondo, un ringraziamento ai nostri atleti. Gli imminenti appuntamenti che vedranno in campo proprio gli atleti di casa nostra saranno il 4 e 5 settembre a Grosseto, con il trofeo del Casalone e la finale del Gaia Ranking Endurance Tour, e ancora i campionati europei senior e i mondiali junior e young rider. Dall'endurance agli attacchi si sono svolti in Germania i campionati del mondo di questa disciplina, in cui ha partecipato Giulio Tronca, il paradriver vicentino, che ha portato a casa un risultato davvero notevole. Vediamo il servizio. Vai Giulio, vai! Giulio Tronca, atleta di spicco della scena italiana, è il primo paradriver azzurro a prendere parte a un mondiale, e lo scorso agosto ha affrontato a Schildau in Germania il suo terzo campionato del mondo di attacchi nella categoria singoli, ottenendo uno splendido quinto posto alla guida della sua amata Candy. Un risultato frutto di un lungo e meticoloso percorso di preparazione, importante tanto quanto l'affiatamento che deve instaurarsi tra cavallo, driver e groom. Lo abbiamo incontrato al circolo ippico I Folletti di Asolo per farci raccontare questo forte legame. Fate conto che sulla maratona ci sono 6 ostacoli fissi, ognuno ha 6 passaggi sequenziali, no? E tu guidi in velocità, perché sono prove a tempo, cioè più veloce vai meglio è, e il groom dietro ti deve dire vai a destra, vai a sinistra, prepara, cioè è quello che ti dà. Tu guidi, ma lui ti dà già la strada che devi fare, oltre a mantenere l'equilibrio, oltre nel mio caso anche a darmi un aiuto sul sostegno delle spalle. Un ruolo fondamentale dunque quello di Rachele Cricini, groom di Giulio Tronca, ma anche del capo equipe, del medico veterinario e, scontato dirlo, di amici e familiari, anche perché la gara dei paradriver ha le stesse identiche caratteristiche di una competizione normale. Ho visto tante persone diverse, con tante disabilità diverse, sviluppare questa gara molto normale. Cioè, era come partecipare a una gara semplicissima di attacchi. Uno sport particolare e anche impegnativo, al quale Giulio Tronca si è avvicinato dopo l'incidente stradale in cui ha perso l'uso delle gambe, e che forse gli ha permesso di affrontare con più caparbietà un momento così critico.
uno sport non molto praticato in Italia, ma realtà come il Circolo Ippico dei Folletti cercano di avvicinare i più piccoli alle attività con la carrozza durante i centri estivi. Hanno inventato dei giochi da fare con le carrozze, hanno sviluppato proprio un modo di essere con dei risultati molto belli. Invitiamo tutti a provare gli attacchi, se ci telefonate vi facciamo sicuramente salire in carrozza e guidare un cavallo. Da poco conclusi a Budapest anche i campionati del mondo senior di volteggio, dove erano presenti anche alcuni atleti veneti che, scesi in campo, hanno ben rappresentato l'Italia. E ora una notizia che riguarda il polo. L'atleta bassanese Costanza Marchiorello è stata selezionata per far parte della rosa dei giocatori della nazionale italiana di polo. Dal 20 al 26 settembre si disputerà alla Mimosa Polo Club di Polignano Milanese il campionato europeo femminile di polo. Altro appuntamento da non perdere per i nostri giovani atleti sarà il 4 e 5 settembre presso il centro equestre Albereria di Sandrigo in provincia di Vicenza, dove si svolgerà il campionato veneto individuale e quello a squadre di completo. Inoltre dal 9 al 12 settembre all'Equestrian Center di Arezzo ci saranno i campionati italiani salto ostacoli per le categorie Children, Juniores, Young Rider. E ancora il progetto Giovani Cavalli. L'appuntamento con la finale regionale è dal 17 al 19 settembre presso le strutture dello Sporting Club Paradiso di Somma Campagna. Voltiamo pagina, abbigliamento, accessori, ma soprattutto selle su misura e per ogni disciplina. Andiamo a conoscere le selle, dove si incontrano passione ed esperienza nel settore equestre. Oltre 20 anni di esperienza, la passione e la dedizione. Si potrebbe riassumere così tutto ciò che rappresenta le Selle, negozio di Silea in provincia di Treviso, dove trovare una vastissima gamma di prodotti per l'equitazione con tanti marchi eccellenti. Articoli sempre disponibili e in pronta consegna, competenza e professionalità nel saper consigliare sempre la scelta giusta. Una delle specialità è fornire la sella adeguata, con la possibilità di trovare vari modelli in pronta consegna appunto. E in più forniamo il servizio per saddle fitting, cioè di selle su misura, o comunque andiamo direttamente dal cliente in scuderia a far provare i vari modelli di selle e vedere se effettivamente la sella si può adattare o no alla schiena del cavallo, se va bene, se il cavaliere è in assetto perfetto sul cavallo con la sella che sta provando. Se la sella è ben bilanciata sul cavallo, non va a creare problemi alla muscolatura, non va a creare problemi al garrese, il cavallo sta meglio, si muove meglio e per chi appunto fa salto ostacoli completo salta anche meglio. Per quanto riguarda la parte del cavaliere invece, avere un assetto giusto, essere giusto nel cavallo e riuscire a seguire bene il movimento agevola anche il rapporto tra cavallo e il cavaliere. Ovviamente oltre alla sella si può trovare tutto il completamento, quindi staffe e staffili sotto pancia, le testiere, i vari pettorali o martingale, si possono trovare le stinchiere, tutti quanti i prodotti per la cura e la cosmesi del cavallo, una linea di alto livello di integratori proprio appunto per il cavallo e poi tutta la parte che riguarda il cavaliere, quindi dal calzino al cap, tutto l'abbigliamento sia per montare in casa che per montare in gara. Esiste anche la parte outlet per chi vuole spendere un po' meno, vuole un pantalone in più, una maglietta in più, abbiamo tutta un'area riservata, separata del resto del negozio, dove si può trovare il pantalone, la maglietta da concorso. Mi dedico molto anche a creare i completi ad hoc per ogni persona, quindi può essere che creiamo pantalone, maglietta, cintura, oppure il completino da gara, giacca, cap, pantalone stivale, sottosella, agnello e cuffietta per il cavallo. Ricerca e accuratezza, con tante novità da poter scoprire online, oltre che in questa splendida boutique d'altri tempi. Ambassador d'argento ai campionati europei di Le Mans. La squadra italiana ha conquistato un magnifico secondo posto. Sentiamo l'intervista a Stefano Nogara che ha selezionato il quintetto azzurro.
La squadra ambassador italiana al campionato europeo di categoria svoltosi in Francia, a Le Mans, a fine luglio, ha conquistato una splendida medaglia d'argento. La formazione azzurra, selezionata dal tecnico federale Stefano Nogara e guidata dal capo equipe Marco Montorsi, è stata superata solo dal quintetto francese, lasciandosi alle spalle, sul terzo gradino del podio, la Gran Bretagna. Trovo un'esperienza meravigliosa, tutto supportato da un ottimo team. Soprattutto orgoglioso che questi 5 cavalieri sono stati veramente all'altezza con le altre squadre, peraltro oserei dire per il primo anno veramente competitive. Grande soddisfazione anche perché dei 5 atleti in squadra 4 appartengono al Veneto: Simona Donolato, Gioia Cremonese, Marcello Carraro e Daniele Beghini. A loro si è aggiunta la toscana Susanna Violanti. È stata una selezione colta dai risultati, da tutte le varie selezioni che abbiamo fatto prima, dal campionato italiano, dalla computer list, dalle medaglie, e per cui ben venga che sono 4 veneti in questo caso, però ripeto, se lo sono meritato. Il campionato europeo ambassador ha la stessa identica programmazione del campionato assoluto, con una gara a caccia il primo giorno, con una gara a 2 percorsi il primo giorno e una gara a 2 manche il terzo giorno. Per cui assolutamente uguale al campionato senior. Un settore in crescita, con sempre più ambassador che scelgono di misurarsi in contesti nazionali e non solo. Merito anche di avere nel nostro paese competizioni dedicate ad hoc a questa categoria. Su delle location incredibili, cioè le più difficili, tra le più difficili e le più famose al mondo, per cui è motivo di possibilità di continuare il nostro sport in maniera ad altissimo livello, con emozioni importanti. Si interseca il mondo dei cavalli con quello del vino prosecco? Lo scopriamo nel prossimo servizio, che parla della tenuta Schiavon, storica azienda di Treviso, produttrice di vino. Per la tenuta Schiavon, produttrice di prosecco nel territorio trevigiano ai piedi del Montello, la passione per l'agricoltura ha origini lontane, così come l'amore per il mondo equestre. E così, tra i filari e le botti, la storia dell'azienda ha preso vita e quel prodotto meraviglioso che contraddistingue in tutto il mondo la provincia di Treviso e la tenuta Schiavon si è legato indissolubilmente proprio ad un cavallo. Si chiama Leroy d'Or, è stato dedicato al mio cavallo che si chiama Leroy, e appunto per valorizzare questo aspetto. Etichette e confezioni che sono un'opera d'arte, ogni volta diversa, ogni volta unica. Ho voluto proprio legare l'arte che ho ritrovato in una pittrice del territorio all'artigianalità dei nostri prodotti, e quindi abbiamo fatto questa etichetta personalizzata che nasce da un dipinto. Ciò che caratterizza la tenuta Schiavon è anche l'attenzione all'ambiente attraverso scelte di packaging con prodotti riciclati, oltre che la qualità di un prosecco dal bassissimo contenuto di solfiti. Abbiamo 3 tipologie di prosecco. Abbiamo un millesimato extra dry che si chiama appunto Leroy d'Or, che è quello un po' più dolce e fruttato. Abbiamo un extra dry e un brut, che è quello un po' più secco. Utilizziamo per esempio queste scatole realizzate con cassette della frutta riciclate e con materiali tipo carte oppure altri materiali riciclati, sempre dipinte con i cavalli, per fare le nostre confezioni regalo, dove ci mettiamo all'interno le bottiglie a scelta che preferisce il cliente. Cerchiamo di essere molto attenti al nostro territorio e a tutto quello che facciamo come produzione, perché in primis tutti i prodotti che noi vendiamo li utilizziamo noi per primi a casa, per cui deve essere un prodotto sano. Prodotti unici e inconfondibili da poter scegliere anche nello shop online di Tenuta Schiavon.
Sono terminati da poco i campionati europei dressage pony in Belgio, dove la nostra Virginia Spoinle ha rappresentato l'Italia alla grande, classificandosi all'11° posto con il suo Cœur Noble. Complimenti. Un'altra notizia: dal 7 al 12 settembre invece si svolgerà in Germania il campionato europeo dressage under 25. La moglianese Valentina Remold è l'unica italiana convocata per rappresentare il nostro paese e dunque in bocca al lupo. Per questa edizione è tutto, mi raccomando condividete, mettete mi piace ad Equinews. Arrivederci.